Sit-in di protesta davanti alla sede dell'ATI di Agrigento dei lavoratori del servizio idrico integrato che sono ormai in stato di agitazione. La manifestazione nasce dopo che i lavoratori sono venuti a conoscenza del nuovo piano d'ambito scritto da società esterne, commissariato dell'ATI, e che traccia le linee guida del futuro del servizio nei prossimi anni. I dipendenti sono sul piede di guerra per via dei paventati tagli occupazionali previsti dal piano, che a fronte di 305 lavoratori attualmente impegnati a garantire il servizio idrico e di depurazione nel territorio agrigentino prevede una pianta organica di sole 203 unità. L'ATI questa mattina ha inoltrato un documento, un comunicato stampa escludendo la possibilità che il nuovo piano d'ambito preveda esuberi e licenziamenti. Mercoledì i sindaci torneranno a riunirsi in assemblea. Chiaramente ci aspettiamo che queste rassicurazioni vengano formalizzate con un documento nel quale si chiarisca in maniera chiara, univoca, in maniera oggettiva, che i lavoratori dell'intero servizio idrico integrato ad oggi sotto gestione commissariale prefettizia, e quindi stiamo parlando che per noi è una gestione pubblica ormai, non più di natura privatistica, certo, che tutti questi lavoratori che ci sono in forza ad oggi, che gestiscono i 27 comuni dell'ATI idrico di Agrigento, chiaramente vengano tutti passati dalla gestione prefettizia alla nuova gestione consortile. È chiaro che questa rassicurazione dovrà essere fatta non solo per quanto riguarda i lavoratori, ma le forme con le quali verranno assunti, quindi a tempo indeterminato, e con contratto che si parli di gas-acqua. Chiaramente, se loro avranno intenzione di fare dei documenti che attualmente siano pro tempore o con forme di rassicurazioni temporali, diciamo a breve termine, a noi non ci sta bene. È chiaro che noi serviamo un servizio che è di prima necessità. Naturalmente si chiede di avere un incontro per fare chiarezza rispetto al futuro di questo servizio. Prima ancora del futuro dei lavoratori noi vogliamo parlare del futuro del servizio, perché parlando di un servizio integrato degno di questo nome ci si renderà conto con facilità che questo piano d'ambito, che seppur in prospettiva e quindi genericamente, di conseguenza chissà quando ciò avverrà, parla comunque di 203 unità. Questo numero del personale, indipendentemente se per artifici economici si chiamano Girgenti Acque piuttosto che Idortecne, perché questi lavoratori fanno tutti parte di un'azienda, di un servizio integrato, ed è già aberrante che ciò preveda l'applicazione di 2 contratti collettivi nazionali di lavoro. Ciò è stato fatto per risparmiare economicamente, per produrre utili a danno dei lavoratori. Questo non è più tollerabile, questo non è più possibile, quindi da ora in poi ci dobbiamo misurare con i lavoratori del servizio idrico, quindi tutti dentro questa nuova società, questo nuovo consorzio che andrà a nascere, e siamo nelle condizioni, e io sono sicuro che i sindaci, che certamente in buona fede, quando avranno contezza di queste circostanze, noi questa vertenza la chiudiamo prima di aprirla, perché manca la ragione dell'essere, non c'è motivo di vertenza. Se qualcuno ci viene a dire che devono mandare a casa questi perché chissà quale peccato hanno, per sostituirli con altri, è chiaro che la cittadinanza della provincia di Agrigento ciò non lo può permettere, non lo permetteremo, perché questi lavoratori per 20 anni si sono formati, i cittadini hanno pagato per formare questi lavoratori, quindi nessuno pensa di sprecare ancora risorse per formare nuovo personale quando noi abbiamo ragazzi, perché qui c'è un'età media bassa, ragazzi formati che al loro discapito sono nelle condizioni oggi di garantire un servizio idrico decente. Ovviamente un servizio idrico che va migliorato nella sua qualità, ma se queste lacune ci sono state sino ad oggi non può essere certamente addebitato ai lavoratori.